Bentornati e bentrovati a Storie. Tra il 612 e il 609 a.C. la Grecia vive un momento importante con l'ascesa dei tiranni. I tiranni sono quelle figure che vengono chiamate sporadicamente, occasionalmente, ma in modo ricorrente all'interno del mondo greco per risolvere i conflitti all'interno delle polis. Una di queste polis coinvolta nei conflitti è la polis di Mitilene. Mitilene è un piccolo centro della Grecia e in questo piccolo centro della Grecia c'è una lotta fra fazioni molto importante. In questa lotta fra fazioni molto importante ecco che emerge, giganteggia un tiranno che in qualche modo riesce a mettere pace fra le fazioni. E a lui ne succede un'altra, poi un'altra, poi un'altra ancora. Avviene proprio quella che fa da nome alla tirannide di Mitilene. Ecco, durante la tirannide di Mitilene si ambienta, si svolge tutta l'opera del nostro poeta che affrontiamo oggi, che è Alceo. Alceo vive a Mitilene e produce a Mitilene tra il 612 e il 609 a.C. l'acme, l'acume della sua produzione poetica. La sua produzione poetica che è una produzione passionale, è una produzione di un uomo politico, è la produzione di un tifoso. Un tifoso che a volte stava dalla parte del tiranno, molto più spesso stava dalla parte contro il tiranno, a seconda che il tiranno coinvolgesse o meno la famiglia di Alceo. Alceo si potrebbe dire che è un cantore di opposizione. Lui si oppone in tutti i modi alla tirannide che sta in qualche modo avvolgendo la vita politica e sociale di Mitilene e lo fa con gli stratiotica. Gli stratiotica sono canti di lotta, canti di combattimento, con i quali lui rivendica il diritto a essere umani, il diritto a essere liberi al di là della fazione politica alla quale si appartiene. Con gli stratiotica noi abbiamo un Alceo, vediamo un Alceo estremamente anche forte, violento nelle sue misure, nelle sue forme, addirittura un uomo che esulta per la morte del suo nemico, un uomo che in qualche modo non ha paura di fare del cinismo nei confronti degli avversari politici. Negli stratiotica vediamo un Alceo quindi che va all'attacco, un Alceo che cerca di costruire attorno a sé un consenso per rovesciare il regime tirannico che in quel momento governa Mitilene. Come, in che modo, questa in qualche modo è la caratteristica di Alceo, la vedremo nelle prossime puntate. Quello che adesso conta è che abbiamo di fronte un poeta che prendendo in mano uno strumento a corde compone e regala ai suoi commensali, ai suoi commilitoni un inno, una musica nella quale loro si ritrovano e per la quale loro dicono non importa che stato ci sia, non importa che partito vinca, quello che è importante è il nostro diritto a rimanere umani, a rimanere uomini, qualunque cosa accada. Proprio da questo partirà il lavoro grande di poesia di Alceo.